benvenuti a questa ultimissima puntata di Tuo Fau Siciliano. Ahimè, è finita questa edizione, ma anche oggi ci divertiremo in quest'isola splendida. Siamo esattamente a Ustica. Ah, Ustica, la perla nera del Mediterraneo. Sai che i romani anticamente la chiamavano in latino Ustum? Ah, anch'io chiamavo il cervello di mia suocera Ustum. Cioè, ma scusa, ma almeno sai cosa significa? Bruciato! Sigla! Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, ma manca sai correre in tavanetta. L'occhio di Miria c'hanno sempre a mangiare. Non c'è niente di più bello che passeggiare per i vicoli dei luoghi turistici. Di Ustica, perché questo paesino è pieno di murales che caratterizzano anche questa bellissima isola. Come Wynwood, ti ricordi ai tempi di Miami? Ai tempi di Miami, sì, perché siamo stati anche a Miami a vedere nel quartiere dei murales, appunto Wynwood. Invece qui vedrete qualche murales molto tipico siciliano. Ecco. Nostro. Che baccalaureto e canto, a cadere si è canto, a passare si è canto, a ustane si arancine, cassatelle, patto alle figure miei e perciò me veglio per la botta e poi mi faccio sempre Messina, Reggio Messina, per tornare sempre una modella di cantare allora e canto, a Giappone si e canto, a Lendini si e canto, a Gigi Brano senti sta trubino come spacca piano piano. Nonna, ma dove vai? Ma dove sei andata? Niente, mi sono andata a confessare. Ma che ti vai a confessare tu? Ci sono stata 2 ore e mezzo. Il prete stava svenendo secchito a terra. Ma che vuoi? Io sono fatta così. Non è che sono timida. A proposito, ieri notte, quello che ho combinato, ero lì al molo. Ho conosciuto dei pescatori, oh mio, tutte belle abbronzate, muscolosi. Ce n'era uno con un bel capitone di 2,8 kg. Madre mia, mi sono divertita. Anche se nelle mattinate mi è finita male, perché sono andata con suo cugino. Un cecereaddo, aveva un cecereaddo. Me ne sono comprato mezzo chilo. They tried to make me go to rehab. I said no. Yes, I've been black, but when I come back, no. I ain't got the time. E a parte il mare bellissimo di Ustica, adesso ci troviamo in questa pineta. Sì, bellissima, tra alberi, civette. E abbiamo dietro alle nostre spalle una torre di avvistamento che è pure molto bella, tutta in pietra, particolare. E proprio da qui puoi ammirare un panorama mozzafiato. Ecco, mozzafiato. C'era mozzato. Il fiato. Andiamo verso il mare perché adesso mi voglio fare un bel bagno. Un'estate al mare, voglia di remare. Eccoci qui, stiamo facendo un giro con un transfer. Transfer si dice? Transfer? Che bravo, inglese sta diventando. Transfer con il Stiamo andando in una bellissima. Ok, siamo, cioè niente. Ok, no niente, stiamo facendo un giro e stiamo andando in una zona che si chiama acquario. Perché anticamente c'erano degli acquari veri, che adesso non ci sono più però, dove si potevano vedere dei pesci. Ormai sono vuoti, però sappiamo che il mare in questa zona è bellissimo. Mi faccio un po' di pesca subacquea e poi torno. Vedremo. E fammi esagerare. Strade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Ci tocca un bel bagno all'acquario. Sì, Giovanni, però qui non si tocca. E allora non mi tocca. Voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare.
Ustica è fantastica, mi sono divertito, proprio il mare splendido, i pesci, acqua limpida, negozi di souvenir, insomma un posto bellissimo. Una cosa sola. Nella mia stanza c'erano le zanzare di 5,8 kg. Bella, stavo entrando, ce n'era una appoggiata al muro, occhiali da sole, bermuda. Fa, trase che te faccio a fiesta, trase. Ho detto, ci penso io, ho preso la ciabatta, gliene stavo dando un colpo sulla testa, mi sento un pungiglione da 10 qua dietro, no cozzo, pum, ai! Mi sono girato, ce n'erano altre 10, robuste, mi guardano e mi fanno cufu, 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 che poi a me il sangue non me lo succiano, me lo mettono col suo fisico che ho, mi hanno chiesto pure il Green Pass, mamma mia. Ah, nonna, siamo a Ustica, hai pensato a un itinerario? Cosa vuoi fare di bello? Allora, il mio desiderio è fare una bella escursione subacquea, insomma un'immersione, ecco. Direi che non è il caso, nonna, perché non vorrei... No, è il caso perché ho saputo che praticamente i fondali di Ustica sono pieni di pesci colorati, è bellissimo, e poi parliamoci chiaro, qui è la terra del corallo rosso e io me ne voglio prendere sott'acqua un pezzo, packet, e me lo metto a centro tavola, con quello che resta mi faccio gli orecchini e una bella collana. Nonna, spero tu stia scherzando, sai che sono zone protette, che non puoi assolutamente, giusto? Ma quale protetta? Ora mi vado a prendere la tuta, la bombola del gas e mi immergo. Nonna, per favore, dobbiamo fare come quando ti ho portato a vedere il bronzo di Riace, che ti volevi portare un pezzo di bronzo. Vabbè, un pezzettino piccolino, così era, a nonna. Sai che c'è, che sono stanco e voglio andarmene. Se il mondo chiama non rispondere, no, almeno per un po'. Oh oh oh, vai, anche senza aereo prendimi sul serio che ti porto via di qua. E chi se ne frega se non ho una meta, ci sei tu la mia meta. E poi balleremo sotto il cielo di questa città, anche quando la canzone finirà. Ci troviamo dentro questo lounge bar splendido, bellissimo. Qui il mio amico Salvo. Salvo, vuoi fare un saluto per gli amici di Tuo Fa un Siciliano? Tuo Fa un Siciliano, un saluto da Salvo Gio e dal Twiggy's Bar. A presto. Vi raccomando, appena scendete dall'aliscafo, la prima tappa, venite da Salvo, vi tratterà benissimo. Vi rinfrescate o mangiate, fate quello che volete. A dopo, intanto. Gusta di questo. E ti manderò un vocale che poi cancellerò. Oh, oh, oh. Signorina, buonasera. Siamo come un film e non soltanto una scena. Una storia presa da una storia vera. Che mi salva anche se ho la memoria piena. Baby, no, non dirmi di no. Tu sei un rischio come una slot. Questa storia non è un casino, è un casino. Cerco il mare in autostop. Dai tuoi occhi a un altro shot. In entrambi mi ci perdo. Tu mi fai uno strano effetto. Tutto il mondo resta fermo. Siamo a pranzo qui al ristorante da Umberto, dal mio amico Salvatore Tranchina, sempre qui nella piazza di Ustica. Qui si mangia pesce molto molto fresco e buon appetito o buona cena a voi. Siamo giunti alla fine di questa edizione di Tuo Fa un Siciliano.
Abbiamo girato tutta la Sicilia, la nostra terra meravigliosa. Abbiamo visto luoghi stupendi e mi sono fatta anche un bellissimo pensiero sulla Sicilia, perché noi, Giovanni, siamo siciliani, quindi abbiamo il sangue siciliano. Certo. Direi dunque misto. Misto? Perché misto? Come perché? Viene dal mondo, oltre tutti i mari, e non ha confini. Ha un'identità forte e nessuna razza. La nostra Sicilia è terra di incanto e meraviglia, di sole forte che in estate devi bagnare la testa a menzione. Di tende chiuse, tapparelle abbassate, almeno fino alle 5 del pomeriggio. Caon si può stare, però poi rinfresca. La nostra Sicilia è terra di incanto e poesia, di fichi d'India carnosi e spinosi insieme, di zagara, gelsomino, di tuffi alti dagli scogli. Ma scusa, Noi siamo figli di questo mare, che vediamo tutti i giorni, e ogni giorno è un incanto. O forse un incantesimo, Giovanni. ma io dico, ma Perché devi sapere che noi possiamo andare via dalla Sicilia, ma il nostro corpo viaggia, il cuore. dico, ma io questa vena poetica ti dovevo venire all'ultima puntata. Cioè, bastava un tempo, era finita la puntata, tu stai rovinando. Ma quante cose vuoi fare tu? Ma che vuoi? La cantante, la scrittrice, la poetessa, ma perché sei così? Non lo so, ci ho pensato, ho avuto questo pensiero. La poetessa, scrivi un libro. Ciao, lasciate Ciao, parlare. arrivederci, a presto, buon tutto a tutti, ciao. La poetessa.